Siamo con l'onorevole Enzo Fontana, vicepresidente della Commissione Sanità, per parlare proprio e fare il punto su questa nuova rete ospedaliera di cui la Sicilia si doterà. Ecco, quali novità arriveranno? Intanto aver chiuso questa pagina è un fatto straordinariamente importante per la Sicilia, che si doterà appunto di questa rete ospedaliera su cui lavoriamo tra l'altro da tanti anni, dal 2014, e finalmente abbiamo chiuso questa pagina, che significa dare speranza ai siciliani, ottimizzare l'offerta sanitaria e quindi renderla più efficiente e più efficace, e dare anche certezza ai numerosi precari, che sono tantissimi, che da anni lavorano presso le strutture sanitarie e che purtroppo sono stati sempre prorogati come precari e non hanno avuto appunto certezza del loro lavoro. Adesso sarà possibile quindi attivare tutti i meccanismi che riguardano appunto la stabilizzazione del precariato, attivare i concorsi, attivare le mobilità e soprattutto ottimizzare l'offerta sanitaria, che è importantissima, perché prevede intanto, come posti per acuti sono stati ridotti, ma credo pochissimi posti, ma sono stati sviluppati tantissimi altri posti per quanto riguarda la riabilitazione, la neuroriabilitazione e la lungodegenza, considerato che ormai l'età media è notevolmente aumentata e quindi le patologie che si vedono oggi sono patologie legate proprio alla terza età, quindi dall'Alzheimer alle demenze senili, alla riabilitazione in genere, e quindi tutto questo migliora la situazione in Sicilia. È chiaro che si poteva fare anche di più, si poteva fare anche meglio, però oggi dobbiamo anche accontentarci di questo, perché purtroppo il recinto che è stato disegnato, visto che noi siamo una regione che dovevamo comunque operare dei tagli, e devo dire che negli anni ci siamo anche riusciti, però abbiamo un confine da rispettare. All'interno di questo confine poi potevamo anche muoverci un po' liberamente, insomma, scegliendo alcune strategie piuttosto che altre. Insomma, finalmente è stato raggiunto comunque questo equilibrio, lo abbiamo anche votato positivamente in commissione, e devo dire che la provincia di Agrigento tutto sommato ne esce a testa alta, perché considerate che due ospedali di riferimento sono ospedali SPOC come Agrigento e Sciacca, su Licata e Canicattì sono ospedali riuniti, per cui tutto sommato non cambia nulla, ma anzi l'impalcatura esistente resta così come ha funzionato fino ad oggi, e poi Ribera, che anche questa viene mantenuta e soprattutto viene sviluppata per quanto riguarda la neuroriabilitazione e la riabilitazione in genere. Quindi io credo di poter esprimere tutto sommato un giudizio positivo su come è stata votata la rete. Certo, cose da migliorare ce ne saranno e ce ne sono, e nel tempo è possibile, perché anche la rete stessa è emendabile, per cui nel tempo è possibile poi portare anche degli emendamenti o comunque dei cambiamenti che possono ulteriormente migliorare quella che è la struttura sanitaria in genere in Sicilia. Ecco, parliamo del bilancio, siamo già al quarto mese, una situazione sicuramente mai vista in Sicilia. Ci sono dei tempi brevi, si chiuderà, si approveranno, diciamo, si approverà quanto prima o si continuerà? Ma mi auguro di sì, anche perché ormai non c'è più tempo, mentre per il tempo passato è stato possibile approvare l'esercizio provvisorio, cosa che abbiamo regolarmente fatto prima per i primi 2 mesi, gennaio e febbraio, poi lo abbiamo fatto per marzo, adesso per aprile, per cui è l'ultimo mese, perché dopo il 30 aprile purtroppo non è possibile più prorogare l'esercizio provvisorio, perché andremmo in gestione provvisoria, e con la gestione provvisoria si blocca la macchina amministrativa, per cui siamo costretti comunque entro questo mese ad approvare il bilancio. Inizieranno i lavori, credo oggi pomeriggio è già convocata la commissione bilancio, che lavorerà proprio per esitare tutto ciò che c'è da votare per portare il disegno di legge in aula,
che ritengo insomma entro il 16 o comunque entro il 20 di aprile dovremmo approvarlo in aula e così insomma dotare anche la regione siciliana del suo bilancio. Certo non è una bella cosa insomma, vedere una regione che non riesce ad approvare un bilancio ancora ad aprile, nel mese di aprile, insomma, quindi è una cosa che è accaduta credo un paio di anni fa e che si ripete anche quest'anno e devo dire che questo è un insuccesso notevole sia per il governo che per l'Assemblea, cioè non riuscire ad approvare un bilancio nei tempi insomma, previsti, perché la Regione Siciliana dovrebbe approvarlo entro dicembre per dotare immediatamente sin dal 1° gennaio del suo bilancio o il cosiddetto del documento di stabilità, perché ormai si parla anche di questo più che di bilancio, e comunque dotare appunto questo strumento importantissimo che ci consente appunto di poter governare e amministrare e che consente soprattutto al governo di poter amministrare bene questa regione. Siamo in notevole ritardo, speriamo in questi giorni di recuperare il tempo passato e spero che si trovi proprio in un momento di sintesi per approvare questo documento importantissimo per la Sicilia. Ora, parliamo del Consiglio del Parco. Ecco, già c'erano state parecchie lamentele perché il 30% destinato al comune di Agrigento era stato in qualche modo tolto, quantomeno gestito in maniera diversa. Ora c'è la nomina del Consiglio del Parco, il commissario Campo è diventato presidente, sono state inserite anche altre figure sicuramente di qualità, però ci sono delle lamentele per la gestione, forse si ci aspettava l'inserimento di altre associazioni, di altri enti. Ma guardi, questo è stato tolto il 30% è una favola, perché onestamente mai era stato dato il 30%, al massimo abbiamo visto è stato sempre tra il 7 e l'8%, e comunque tutte le richieste del Comune alla fine sono state sempre voglio dire, valutate positivamente, perché il ruolo del sindaco è sempre un ruolo fondamentale nella città, al di là delle competenze che riguardano il parco, la sovrintendenza in genere, insomma un sindaco è sempre il primo cittadino e tutto ciò che ricade nel territorio agrigentino è ovvio che deve essere sempre valutato dal sindaco che è eletto dal popolo e che ha una sua autorevolezza nell'indicare eventualmente progetti o comunque questioni che riguardano il territorio agrigentino. Per quanto riguarda invece il Consiglio prima era composto da 9 elementi, ne facevo parte pure io quando ero Presidente della Provincia, era prevista la presenza del Sindaco, del Presidente della Provincia, il Presidente della Camera di Commercio, insomma di tutti i rappresentanti istituzionali del territorio. Purtroppo poi è stata cambiata la legge e sono stati ridotti i componenti da 9 a 5 e in quel caso ancora il Sindaco era prevista la figura del Sindaco, poi nel 2016 è stata ulteriormente modificata per adeguarla alla spending review, così come purtroppo questa brutta parola che continuiamo sempre ad utilizzare, e con la spending review sono stati ridotti i componenti da 5 a 3 e il Dipartimento dei Beni Culturali ha dato delle indicazioni precise, dove ha detto che il Presidente doveva essere un dirigente dell'assessorato, che il sovrintendente ne faceva parte di diritto, e mi pare anche giusto, e che il terzo doveva essere un esperto di alto profilo. Quindi già il Dipartimento stesso ha dato delle indicazioni precise, quindi non è stata neppure la politica a mettere fuori il sindaco. Il sindaco comunque è previsto nella norma, ne fa parte assieme al direttore del parco e hanno potere consultivo. Ma cambia poco, perché poi il potere consultivo di un sindaco... Il sindaco voleva forse un parere più, una presenza più vincolante, il suo è solo... Ma io credo onestamente che per quanto riguarda questa figura, anche se ha un potere consultivo, non si può non tenere conto delle indicazioni che vengono dal sindaco. Quindi è un fatto teorico, perché praticamente il sindaco sarà in consiglio, potrà dire la sua e tutte le indicazioni che verranno dal sindaco saranno, se sono delle indicazioni assolutamente legittime e coerenti, saranno certamente accolte, perché insomma, un sindaco che dice e che dà delle indicazioni è chiaro che non possono non essere tenute in considerazione, per cui credo che cambierà poco al di là di tutte queste polemiche che ci sono state.
Un'altra domanda, lei parlava di provincia, ecco, si arriverà, c'è la volontà dopo il no al referendum a istituire, diciamo, le nuove province, l'elezione diretta da parte del popolo, so che quanto prima, insomma, avete in cantiere anche questo traguardo. Sì, c'è anche questo traguardo, siamo in attesa di poter votare questo disegno di legge che prevede l'elezione diretta del sindaco e dei consiglieri provinciali, che saranno notevolmente ridotti come numero, e quindi questo ci consentirà di ridare al popolo anche questa grande opportunità, quella di scegliersi un presidente della provincia. È chiaro che con tutto questo bisogna anche riempire di contenuti i liberi consorzi, perché altrimenti non abbiamo fatto nulla, e quindi bisogna dare e assegnare determinati compiti, dall'edilizia scolastica alle competenze per quanto riguarda le scuole medie superiori e anche, a mio parere, anche altre competenze soprattutto sul turismo, quindi ridare anche per quanto riguarda le competenze turistiche e possono ritornare alle province, e anche quanto riguarda l'ambiente, le bonifiche e quant'altro, perché è giusto che se ridiamo lustro e quindi visibilità alle province, è anche vero che bisogna dare anche le competenze e con le relative risorse, perché senza risorse poi non si possono assolutamente gestire. Una domanda politica mi è d'obbligo, NCD si evolve politicamente in Alternativa Popolare, sarete determinanti sia per le prossime campagne elettorali amministrative, tra i tanti ricordo per esempio Sciacca, un comune grossissimo, e anche Aragona, ma sarete anche determinanti nella scelta del futuro candidato a Presidente della Regione? Ma ritengo che ci sia un rinnovato entusiasmo attorno a questo nuovo simbolo che è voluto fortemente da Angelino Alfano, dal nostro leader, Alternativa Popolare, proprio per dire che noi siamo alternativi al populismo, siamo alternativi alla demagogia, siamo alternativi a Salvini con la sua col suo estremismo, siamo alternativi all'estremismo di sinistra, siamo i moderati, siamo coloro i quali vogliono dialogare di più e meglio con i cittadini, e noi ci auguriamo che questo desiderio, tra l'altro di politica, della gente che si senta veramente rappresentata, possa essere questo nostro partito un nucleo di attrazione anche per altri cespugli e cespuglietti che tutto sommato ruotano attorno a quest'area di centro, in modo da creare un partito che possa raggiungere il 7, l'8, il 10%. E in Sicilia certamente ancora di più, e quindi noi vedremo quello che accadrà ora con l'elezione nei vari comuni sia della provincia che in Sicilia, e poi speriamo che anche per la regione siciliana, quindi per il rinnovo dell'assemblea regionale siciliana, ci sia anche questa unione o questa alleanza, al di là anche dell'identità che ogni sigla magari vorrà mantenere, perché ognuno magari non vuole rinunciare a questa propria piccola nicchia, però l'importante è che si sta uniti, che si sta assieme, che ci sia un patto federativo o comunque un'alleanza che ci veda assieme in queste battaglie elettorali.